Un bollettino di guerra, il bilancio dei primi dati ufficiali dell'estate 2026 per l'agricoltura, al segno meno sulle quantità si aggiungono i pesanti danni causati dalle grandinate e dalla lunga siccità. Purtroppo è una situazione abbastanza generalizzata che interessa quasi tutti i comparti, in particolar modo quello del mais e della soia, con perdite tra il 50 e il 40% rispetto alle medie annuali, ma anche quello delle orticole. Penso ad esempio alle produzioni di fagiolini e di pomodori, così come tutta l'ortofrutta. I timori si sono rivelati fondati, è andata peggio nei campi del Veneto rispetto al 2022, con danni che solo nel Padovano si aggirano sui 50 milioni di euro. Non siamo ancora in grado di gestire la risorsa idrica in maniera ottimale, nonostante l'ottimo lavoro che i consorzi bonifica anche quest'anno sono comunque riusciti a fare. Dobbiamo investire in infrastrutture che permettano di trattenere l'acqua quando ce n'è in abbondanza, per poi averla a disposizione e quindi poterla rilasciare quando effettivamente ce n'è necessità o comunque in situazioni di emergenza. Nel frattempo si lavora per dare sostegno alle aziende attraverso l'attivazione dei fondi mutualistici Agricat.